Squadrismo Summerfest. I parlamentari Dem, Rachele Scarpa e Piero Fassino hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per capire se sia a conoscenza dell'evento svoltosi sabato a Vedelago e se la prefettura di Treviso abbia già acquisito informazioni sulla manifestazione con chiari richiami al ventennio. Squadrismo, Camerati, Razzapiave, Scarpa e Fassino sollecitano il Viminale a verificare se ci siano gli estremi per contestare la violazione della legge Scelba e della legge Mancino. Di reati ha parlato apertamente il presidente provinciale dell'ANPI Giuliano Varnier. L'associazione Partigiani deciderà nel corso della riunione fissata per giovedì se presentare un formale esposto. Allo Stato non ne sono stati depositati né in prefettura né in procura. È sul fronte politico dunque che il caso tiene banco, come prova il dibattito in diretta a Focus. La libertà non si acquista una volta per tutte, la libertà è la libertà politica, la libertà rispetto al vecchio regime fascista è un fatto che viene conquistato quotidianamente, quindi non si dorme sugli allori. Però non vorrei neanche che si esagerasse. Era una festa privata, era una festa dove male a nessuno non ne hanno fatto, sono termini ed è un tipo di linguaggio lontanissimo da me, che non utilizzerei sicuramente, non esagererei insomma la cosa, però ecco, quello che io noto è una continua provocazione da parte del movimento di Vannacci. Il nodo sta proprio lì, Vannacci. A promuovere la quinta edizione del festival è stato infatti il montebellunese Cristian Zamperoni, da 2 mesi tesserato con Futuro Nazionale. Sta passando un linguaggio che non va bene. Non va assolutamente bene, non è una questione di critica politica, di osservazione, di riflessioni che sappiamo tutti che va fatta assolutamente il confronto. Lui va oltre e va oltre anche coi propri iscritti all'interno del movimento, quindi è una cosa che dobbiamo veramente, che deve far riflettere al di là di questa festa che sia stata più o meno conosciuta nel termine da parte di chi vi ha partecipato. Per l'ex europarlamentare leghista Gian Antonio Darè, alzare così tanto l'asticella rischia di essere controproducente per Vannacci. La destra e l'estrema destra c'è già con Vannacci, casomai Vannacci ha bisogno di avere quel voto moderato dell'elettorato che con queste uscite sicuramente non porta e non fa bene. È una festa privata e fino a prova contraria ognuno fa quello che crede. Poi associare questo a una scia di partito è sbagliato. Chiamare in campo la legge Scelba, quella Mancino, eccetera, eccetera, mi sembra un pochino esagerato.